Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La DIA di Catanzaro ha confiscato beni per un valore di 50 milioni di euro ad un imprenditore di origini cosentine, da anni residente a Roma, Pasquale Capano, di 49 anni. L'uomo è stato condannato in via definitiva per usura aggravata e truffa. I beni consistono nel patrimonio aziendale, societario e personale dell'imprenditore. La confisca è stata eseguita a Roma, Latina, Milano e Cosenza e riguarda 12 società, soprattutto immobiliari e turistico-alberghiere, e 60 immobili, tra cui 14 tra appartamenti e terreni edificabili a Roma. Il provvedimento di confisca è stato emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro su richiesta della Procura Generale. È stato arrestato la scorsa notte intorno alle 3:30 a Sanremo Nicola detto Nichi Trazza, di 25 anni, originario di Praia Mare, accusato di aver ucciso ieri pomeriggio in un negozio di ortofrutta Giovanni Solani, di 21 anni. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile di Imperia insieme ai carabinieri nella sua abitazione di via Galileo Galilei. Ad incastrarlo l'abbigliamento indossato nell'agguato. Gli investigatori gli hanno trovato in casa gli stessi vestiti che aveva l'assassino durante la fuga, ripreso dalle telecamere cittadine. 7 depuratori in diversi comuni della provincia di Vibo Valentia sono stati sequestrati dai carabinieri. Il provvedimento è stato emesso dalla locale Procura della Repubblica. I militari stanno effettuando anche perquisizioni negli uffici dell'amministrazione provinciale e di diversi comuni, nonché in quelle di alcune aziende che operano nel settore. Le perquisizioni sono in corso anche nelle sedi del Dipartimento Politiche Ambientali della Regione e del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria. Resteranno chiuse anche oggi molte scuole in Calabria a causa delle intense nevicate che da ieri stanno interessando l'intera regione. Vacanze forzate quindi per gli studenti di Catanzaro, nelle zone montane del Vibonese e nel Cosentino, sia in città che sulla costa. Chiusi gli istituti scolastici di Rossano e della località montana di Pianorusso. In Sila, dove si sono toccati meno 11 gradi per la seconda notte consecutiva, c'è neve fino a oltre 50 cm a 1000 metri di quota. Forti nevicate anche in altre zone della regione, nel Pollino, sulle Serre, sul Poro e in Aspromonte. Il GUP Gloria Goria ha assegnato 6 mesi di tempo al perito livornese Daniele Mastelloni per effettuare una perizia sui materiali riversati sui 24 siti sequestrati a Crotone dalla magistratura nell'ambito dell'indagine Black Mountains. Partiranno presto quindi gli accertamenti sui siti, tra cui scuole e palazzine comunali. La decisione, nell'ambito dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Crotone, a carico di 45 imputati. La stessa GUP ha accolto poi la richiesta del PM Pierpaolo Bruni di un incidente probatorio. È stata sottoposta ad intervento chirurgico Orsola Fallara, ex dirigente del comune che ha tentato il suicidio ingerendo acido muriatico. L'intervento è servito per tentare di riparare le lesioni provocate agli organi interni. Le condizioni permangono molto gravi. Intanto è emerso che è stata la stessa Fallara a chiamare intorno alla mezzanotte la centrale operativa dei carabinieri, riferendo di aver ingerito dell'acido muriatico e di trovarsi in auto, una Mercedes classe A 180 parcheggiata in una delle banchine del porto. Il commissario regionale del PD, Adriano Musi, si è incontrato alla Lamezia Terme, nella sede del partito, con una delegazione di Italia dei Valori, rappresentata dal segretario regionale Feraudo e dal dirigente enti locali Tromba. L'incontro ha avuto lo scopo di avviare una riflessione comune sulle prossime scadenze elettorali comunali e provinciali. Nei prossimi giorni si definiranno con le altre forze politiche del centro-sinistra i tempi e le modalità attraverso cui definire gli impianti programmatici e le relative candidature. La maggioranza dei giocatori del Catanzaro, seconda divisione Lega Pro, ha avviato le procedure per la messa in mora della società. Domenica scorsa i calciatori avevano inscenato una clamorosa protesta sedendosi sul campo dopo il calcio d'inizio dalla gara interna contro il Pomezia, rialzandosi dopo un minuto. La società attende adesso l'arrivo delle comunicazioni che farà decorrere il termine dei 20 giorni, passati i quali i giocatori potranno svincolarsi. La decisione è stata presa per la grave crisi societaria.